12 gennaio, sono le 12 in punto, buongiorno a tutti voi telespettatori. Come sempre noi siamo qui puntuali per portare a casa vostra l'informazione del Veneto con tutte le notizie di quello che è successo, di quello che sta succedendo nel nostro territorio. Ebbene, sarà un'edizione di Focus TG straordinariamente ricca di notizie e di collegamenti. Tra poco saremo a Padova per tutti gli ultimi aggiornamenti sul caso del giovane tunisino morto annegato dopo aver tentato di scappare dalla polizia. Poi ci sposteremo anche a Venezia con le ultime notizie sulla morte di Giulia Ramelli, lo ricorderete, l'insegnante di sci travolta da una valanga vicino al rifugio Nuvolau a Cortina d'Ampezzo. E poi ampio spazio alla cronaca e dobbiamo parlare dello sciopero dei benzinai con le nostre indiscrezioni anticipate ieri sera e con i collegamenti proprio con i nostri giornalisti da tutto il territorio. Ampia pagina di cronaca anche oggi che si apre con la parentesi dedicata a una vera e propria ondata di furti che sta colpendo indistintamente tutte le nostre province. Noi adesso ci spostiamo immediatamente a San Zenone degli Ezzelini, ma nel prossimo servizio parleremo un po' di tutta l'area pedemontana. Pensate, quasi 20 furti in un comune, quello di San Zenone degli Ezzelini, nel giro di poche ore, furti in appartamenti, ma non solo. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Dal Vicentino al Trevigiano, nell'area della Pedemontana, è emergenza furti nelle abitazioni. Sono molti gli episodi che si sono registrati nell'ultimo periodo e che hanno creato allarme nella popolazione. A San Zenone degli Ezzelini sono almeno una ventina i colpi messi a segno ai danni di altrettante famiglie che risiedono in particolare nella fascia collinare. I residenti affidano i loro sfoghi ai social, colpite soprattutto via Cime e via Valli, dove i cittadini si sono organizzati in ronde per controllare il territorio. Questa invece la scaletta lasciata dai malviventi che hanno svaligiato una casa in via Acque. Nella maggior parte dei casi si vede che arrivano magari in zone più isolate, magari arrivando dal bosco, entrano, tagliano la rete o saltando appunto le recinzioni, e molte volte capita anche purtroppo che ci siano le persone a casa e riescano comunque ad entrare, e in alcuni casi agiscono anche violentemente utilizzando un piccone. Ad esempio abbiamo visto come è successo nella zona limitrofa di Fonte, arrampicandosi con le scale. I ladri agiscono soprattutto nel tardo pomeriggio, sfrontati a tal punto da assaltare le abitazioni con i proprietari in casa. Se scoperti fuggono, ma la paura tra la gente è palpabile. Anche se c'è un tentato furto o arrivano i ladri, chiamare subito il 112, perché così i carabinieri possono intervenire. I nostri cittadini poi, ad esempio quelli di via Valli e via Cime, si sono organizzati in questo periodo con una semplice chat tra di loro, dove si scambiano le foto e anche le opinioni, insomma, in base a quello che vedono, e nel caso fanno un giro di perlustrazione. Situazione preoccupante anche nell'area del Marosticense. Dopo i furti registrati a Pianezza e con i ladri ripresi dalle telecamere di un impianto di videosorveglianza, stanotte è stato messo a segno un colpo in un'abitazione di Colceresa. Invito, come abbiamo sempre fatto anche quando c'è stata l'altra ondata di furti con la famosa storia del ninja, insomma, di segnalare immediatamente alle forze dell'ordine ogni avvistamento sospetto, comportamento sospetto, e soprattutto nel caso di furti chiamare subito il 112, perché può essere, insomma, di aiuto per le forze dell'ordine. Da un'emergenza all'altra, insomma, boom di furti, ma non solo, perché ultimamente sembrano essere state prese di mira le auto in sosta a Rossano Veneto. Le autovetture continuano ad essere nel mirino dei ladri. Dopo gli episodi che si sono registrati a metà dicembre ai danni di macchine parcheggiate a Romano d'Ezzelino e a San Giuseppe di Cassola, letteralmente sventrate dai malviventi, il tema torna di attualità con i furti dei catalizzatori delle marmitte.
Un vero e proprio business, quello degli accessori d'auto, che muove bande di ladri super specializzati. Negli ultimi giorni hanno agito a Rossano Veneto, vicino al municipio, e in via Cavico, ma hanno colpito anche nel Cittadellese. Con il flessibile tagliano la marmita e rubano il catalizzatore. Rincresce sicuramente moltissimo venire a sapere di questi episodi. Io consiglio non tanto di andare in Facebook, anzi, anche se è naturalmente legittimo, ma di avvertire subito le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, e di fare denuncia. E passare anche in comune per vedere se ci sono delle immagini delle nostre telecamere da poter utilizzare per poter identificare i delinquenti. Furti di accessori d'auto e non solo, perché nelle scorse ore è stata rubata una Skoda a Castello di Godego. Sui furti ai danni delle macchine continuano le indagini dei carabinieri. Furti, criminalità, aggressioni, siringhe, sangue, insomma scene di ordinaria follia che sembrano attraversare un periodo di forte escalation dappertutto, in tutto il territorio veneto. Le immagini che vi mostriamo adesso nel prossimo servizio si riferiscono al profondo degrado in cui versa via Cappuccina a Mestre. Siringhe appena utilizzate da qualche tossicodipendente per farsi di eroina immerse in ciò che lo stomaco ha appena rigettato. E poi il giaciglio con coperte e materassi di riutilizzo per i sensatette sbandati, diciamo, fortunati, o la scatola di cartone aperta a mo' di letto per talaltri. Il degrado tra via Dante e via Fusinate a Mestre, nell'ambulatorio medico reso inagibile proprio dallo stazionamento costante di gente sgomberata di giorno e che torna con l'imbrunire. E quanto emerge dalle fotografie scattate proprio dai residenti costretti alle gincane tra siringhe, sangue e sporcizia per entrare nell'androne di casa, divenuto da tempo ricovero di gente a sua volta costretta a vivere nell'ombra. A dare l'allarme anche il farmacista della zona, portavoce di una comunità che vive in un inferno al pari suo con i furti costanti in farmacia anche di prodotti di bellezza, racconta. Il problema è che vengono a rubare qualsiasi cosa, perché qua attorno abbiamo dei mercatini in cui vendono anche i profumi, i cosmetici, gli shampoo. Mercatini abusivi. Certo. Sono i mercatini ad esempio di qua vicino a via Tass? Esatto, sono quei mercatini in cui poi la gente va a vendere. È che noi siamo impotenti, perché io non è che posso fermare le persone. Questi escono, vanno via, io non ho mezzi, chiami la polizia, purtroppo la polizia ha anche altre cose da fare. Degrado perennemente sotto gli occhi di tutti, qui in via Cappuccina basta camminare a piedi per trovare sorprese e sorpresine a costo zero tra le piccole aree verdi. Questo qua è soltanto una delle aiole che abbiamo incontrato, ci siamo fermati non soltanto bottiglie rotte, preservativi visibili in pieno giorno e vabbè pacchetti di sigarette, ma anche, scusa se lo faccio inquadrare, ma voglio farlo vedere, assorbenti. Fatto denunciato più volte dai residenti agli addetti del comune affinché si provvedesse alla pulizia quotidiana di tale indecenza, dicono, ma nel rimpallo di responsabilità pare al momento non si sia mossa foglia se non tra quelle presenti tra le siepi. È vero che probabilmente ci sono persone che buttano l'immondizia per terra e quello è un problema, però dopo non vengono più raccolte e non sto parlando di giorni, stiamo parlando di settimane. Come anticipato poco fa, siamo adesso pronti per collegarci in diretta da Venezia con il nostro Filippo Fois, una Venezia in lutto per la morte di Giulia Ramelli, lo ricordavamo prima, l'insegnante di sci, travolta da una valanga vicino Cortina d'Ampezzo. Buongiorno Filippo, a te la linea per tutti gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno Alex, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Purtroppo, come dicevi tu, oggi a Venezia è il momento del lutto, la città si è risvegliata con questa triste notizia e piange una sua concittadina che in molti ci hanno raccontato essere una ragazza solare, piena di vita. Giulia aveva studiato al liceo scientifico Benedetti, liceo scientifico storico di Venezia città, dopodiché aveva completato gli studi universitari alla facoltà di economia di Ca' Foscari.
Oscar. Abbiamo avuto modo di parlare con alcuni suoi ex compagni di classe e di università che l'hanno ricordata soprattutto anche per la sua grandissima passione per gli sci. Fin da piccola le piaceva sciare, appena aveva un momento libero, ci hanno detto anche un suo ex compagno universitario, si recava subito in montagna per coronare poi quella passione che è arrivata fino a diventare maestra di sci. Purtroppo la tragedia inaspettata, perché lei era assieme a un altro veneziano, Piero Pacagnella, il quale ha detto questa mattina si è ripreso da ciò che era accaduto, non ha avuto delle ferite gravi, è stato già dimesso dall'ospedale di Cortina, che niente faceva pensare che in una zona così tranquilla potesse avvenire ciò che poi è accaduto. E assieme a Piero Pacagnella Giulia è stata travolta da questa valanga, è stata ritrovata a circa 2 metri di profondità, le sue condizioni erano apparse subito gravissime, era stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Treviso dove poi è deceduta questa notte. Qui a Venezia per esempio stamattina i giornali scrivono ancora molto grave la veneziana travolta dalla valanga, però tutti sanno, oramai la notizia si è sparsa, macchia d'olio della sua scomparsa, e il cordoglio è veramente molto forte, perché come ti ribadisco il ricordo di questa giovane che ha perso la vita è vivo in tutti quelli che l'hanno conosciuta come di una persona veramente molto solare e vitale. Grazie allora al nostro collega Filippo Fois per questi ultimi aggiornamenti. Qualora ci fossero ulteriori notizie da dare sul caso, non esitare a chiederci la linea, noi teniamo aperta una finestra con Venezia. Nel frattempo restiamo in zona, riprendiamo il discorso legato al degrado, alla microcriminalità, insomma a episodi di vandalismo e di scarsa sicurezza, un problema percepito dai cittadini in maniera forte, e a Mestre si è svolto un corteo con una fiaccolata contro il crimine e il degrado che imperversa in città. Un corteo e una fiaccolata per chiedere maggiore sicurezza, o meglio la sicurezza che non c'è a Mestre di notte come di giorno. Manifestazioni che dovrebbero tenersi prima di Carnevale, ovvero entro il 4 febbraio. Così la rete di associazioni cittadine, più di una ventina, stanche della recrudescenza di raid, furti, spaccate con tombino, dello spaccio di droga, insomma di un degrado culminato l'altro giorno con un ignoto cecchino che ha sparato pallini contro l'auto del legale Mestrino, rappresentante di Altobello in cammino, da sempre in prima linea contro la criminalità cittadina. Tra le richieste da inoltrare al prefetto, che a sua volta si chiede le inoltri a Regione e Governo, più presidi fissi interforze per le 4 municipalità della terraferma e facenti parte di una vera e propria squadra anticrimine. Visto che la zona è ampia, ma non così ampia, sarebbe meglio, perché è evidente che un presidio fisso rischierebbe di far spostare la zona dello spaccio da un'altra parte. E poi evidente c'era oggetto di alcune petizioni era anche il controllo appiedato, insomma una riorganizzazione del controllo del territorio, perché è evidente che il territorio ormai, soprattutto questa zona, è abbandonato e nell'abbandono è aumentato il degrado. Ma non basta. Con il rinforzo del pattugliamento a piedi già presente lungo via Piave in centro città, ma assente in zone come via Bissuole e viale San Marco, divenuto oramai da tempo bersaglio di ladri e banditi, si chiedono interventi mirati per il decoro della città, a partire dalla sua rigenerazione urbana. C'è il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Provinciale, ma di potenziare l'attenzione per questa zona, questo è sicuro. Primo comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal nuovo prefetto di Vicenza. Si è parlato chiaramente di tutte le iniziative da mettere in campo proprio per garantire la sicurezza sia in città sia ad esempio durante le prossime manifestazioni fieristiche di gennaio. La task force per le manifestazioni fieristiche che si svolgeranno dal 20 al 24 gennaio è stato il tema all'ordine del giorno del primo comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal nuovo prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo a 2 giorni dal suo insediamento ufficiale.
Il mercoledì sì, solitamente è stata la giornata dedicata alla riunione con i responsabili delle forze di polizia e ovviamente per affrontare problematiche sul territorio attraverso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Io intenderò proseguire su questo solco. È chiaro che laddove invece dovessero pervenire esigenze anche al di fuori di quella giornata canonica in cui si celebra il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, io sarò immediatamente pronto per convocare riunioni ad horas, proprio perché noi siamo a servizio delle collettività. Nel corso dell'incontro si è proceduto alla disamina delle misure di sicurezza e prevenzione da adottare in occasione delle fiere Vicenza Oro, T-Gold e Vo Vintage. È stato così definito il dispositivo già collaudato in occasione delle scorse edizioni, che riguarda diversi profili, dalla vigilanza da assicurare nelle ore notturne alle iniziative per neutralizzare il rischio di episodi di effrazione e di furto dei valori preziosi, con particolare riguardo alla fase di trasporto, le modalità di ottimale gestione delle esigenze logistico-alloggiative e infine le misure di controllo degli arrivi dei preziosi, anche al fine di prevenire i rischi di contrabbando. E insomma, quando si parla di sicurezza, criminalità, furti, processi, giustizia, inevitabilmente bisogna tornare a parlare della riforma Cartabia. Sono inevitabili, insomma, le ripercussioni anche sulla giustizia del nostro territorio. A rischio ci sono tanti processi, soprattutto per furti, non più procedibili d'ufficio. L'appello della Procura trevigiana alle presunte vittime è quella di comunque farsi avanti. Quasi tutte le ipotesi di furto sono diventati perseguibili a querela, e dove la querela non era stata presentata e non verrà presentata entro i 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, i processi saranno chiusi con sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela. Quindi un primo effetto sarà questo, che ha un carattere, diciamo così, deflattivo, cioè di riduzione del numero dei casi che andranno a processo. Il capo procuratore di Treviso fa riferimento ai furti, ma sono diversi i reati per cui d'ora in poi non si procederà più d'ufficio, quindi anche in assenza di querela della presunta vittima. È il caso delle lesioni personali, della violazione di domicilio, di truffa, appropriazione indebita, frode informatica, pure il sequestro di persona non aggravato. Anche la giustizia trevigiana quindi dovrà fare i conti con gli effetti della riforma Cartabia. Difficile quantificare, ora come ora, il se e il quanto in termini di mancati processi. Sicuramente c'è un numero, ma non siamo in grado di fare una statistica in questo momento, anche perché il termine per proporre querela è di 3 mesi dall'entrata in vigore della riforma. Il dibattito è aperto. Per alcuni PM si tratta di uno tsunami che mette a repentaglio una giustizia effettiva, per altri di un falso problema. Si vota al realismo, lo stesso Martani. I casi erano 2: o si diminuisce il numero dei reati che vanno a processo, o si aumentano in maniera importante le risorse a disposizione della giustizia. Siccome in questo momento di risorse ce n'è poche, era quella di ridurre il numero dei reati da perseguire, era una scelta a mio parere obbligata. Martani, che da un lato sospende ogni giudizio complessivo sulla riforma, dall'altro accoglie con soddisfazione le misure emendative promosse dal ministro trevigiano alla giustizia Carlo Nordio per rendere più graduale l'impatto delle nuove disposizioni. In ogni caso dovranno essere le presunte vittime a farsi avanti. Non ci saranno avvertimenti caso per caso, perché proprio questo è uno degli emendamenti che dice che il termine per le persone offese decorre dall'entrata in vigore della legge. Sono rimessi in termini dall'entrata in vigore della legge e non da una comunicazione che devono ricevere ad opera degli uffici giudiziari. Voltiamo pagina adesso. Il nostro Ferdinando Garavello lo aveva anticipato ieri sera nell'edizione di TG Bassano. Insomma, benzinai furibondi per il pacchetto di misure varate dal governo inerenti, insomma, al problema del rincaro, del caro carburante. Insomma, un momento di agitazione che, appunto, come anticipato nel nostro servizio ieri sera, ha portato alla proclamazione dello sciopero dei benzinai per le giornate del 25 e 26 gennaio. Riassumiamo tutto nel prossimo servizio. Benzinai sul piede di guerra dopo il pacchetto di misure varato dal governo di Giorgia Meloni per contrastare l'aumento del prezzo dei carburanti.
Dopo la fine dello sconto sulle accise in vigore da marzo, entra l'obbligo di esposizione per i gestori di un cartello con il prezzo medio nazionale che sarà elaborato ogni giorno dal Ministero dell'Ambiente. E i benzinai annunciano lo stato di agitazione, definendo assurdo il piano del governo. Siamo molto preoccupati, categoria sicuramente che andrà in uno stato di agitazione. Come avevamo già annunciato, la speculazione viene solo imputata ai gestori. Dopo un Consiglio dei Ministri ha partorito un decreto di trasparenza, un decreto veramente assurdo, dove chiedono alla gestione di comunicare i prezzi tutti i giorni, dove chiedono di inserire altra cartellonistica sull'impianto, creando sicuramente ancora più confusione ai consumatori. Proprio la faccenda del prezzo medio potrebbe creare, secondo i gestori, altra confusione per gli utenti. Parlano di un prezzo medio su cosa? Sull'impianto self, sull'impianto servito, avremo una serie di prezzi che crea confusione e fondamentalmente non ci sarà una diminuzione del prezzo. Doveva essere un'azione per ridurre e contenere i prezzi. Il rincaro degli ultimi giorni è di circa 18 centesimi al litro per i carburanti, che corrisponde proprio al ripristino delle accise. Quello che passa e quello che i media e quello che il governo dice è che il gestore finale deve controllare, deve vigilare e moltamente è lui che agisce sulla leva del prezzo. Purtroppo sappiamo benissimo che non è questa la verità. Il prezzo viene definito dalle compagnie petrolifere, noi applichiamo un prezzo che le compagnie petrolifere ce lo danno sia sul self che sul servito e questo è il prezzo che applichiamo fuori alla pompa. Le sanzioni per l'errata comunicazione dei prezzi sono molto salate, addirittura 1.000 euro anche per mancanze pregresse. Per pagare 1.000 euro di sanzioni il gestore che prende 3 centesimi e mezzo al litro equivale a circa 28.500 litri di carburanti, se vogliamo dire tutta esattamente una botte di benzina. Quindi non è sicuramente un intervento o una negligenza da parte del gestore, anzi abbiamo tutto l'interesse che le cose siano corrette. Dunque lo avete sentito, ma lo avete visto insomma in prima persona andando a fare rifornimento. Il prezzo del carburante è davvero salito alle stelle è salita anche la preoccupazione tra gli autotrasportatori che avanzano una proposta al governo. Se siamo riusciti a mettere un prezzo, a calmierare un prezzo del gas, a mettere un prezzo massimo sul gas, perché non lo facciamo anche col gasolio? Le accise sono queste da quasi 5 anni. Allora non diamo la colpa alle accise, diamo la colpa al costo industriale. Il costo industriale non lo fanno di certo i distributori. Una sorta di price cap del carburante per fermare gli aumenti è la proposta degli autotrasportatori di Confartigianato Treviso. Dopo la pandemia il prezzo del gasolio è aumentato esponenzialmente al di là dell'andamento del greggio. Inutile dunque puntare il dito contro le accise, continua Danilo Vendrame. A proposito di accise, al momento il governo non è intenzionato a metterci mano. Nella bozza del decreto in discussione in Consiglio dei Ministri si punta piuttosto a contrastare eventuali speculazioni. La novità più importante è l'obbligo per i gestori di esporre al fianco del prezzo alla pompa anche quello medio nazionale. Una misura che secondo Vendrame potrebbe penalizzare il nostro territorio, dove l'elevata presenza di pompe bianche determina, spiega, una sana concorrenza. Mettendo di fianco il prezzo nazionale, che è molto di più, noi nel nord-est in teoria andremo peggio. Va a finirla che si appiattisse il prezzo sulla media nazionale. Contro questo provvedimento si scagliano anche i gestori e carburanti Treviso, con Moreno Parina, che parla di un'ulteriore incombenza e di un duro attacco del governo nei loro confronti. Intanto gli autotrasportatori, quelli con mezzi superiori ai 75 quintali, attendono quanto promesso dal ministro Salvini in occasione dell'assemblea di Confartigianato. Noi avremo un ristorno delle accise, quindi in teoria per gli automezzi, quelli più grandi, questa cosa non dovrebbe essere sulle tasche dei trasportatori più grandi. Esclusi dall'agevolazione furgoni e autotrasportatori più piccoli, il 90% dei mezzi matricolati in provincia di Treviso. Per loro la situazione si fa sempre più pesante, con una conseguenza già tracciata. Va tutto sul cliente finale, aumenterà un altro giro, aumenterà tutto, anche perché dopo quando si comincerà a aumentare tutti saranno invogliati a fare un altro giro di aumenti. Invece di calare l'inflazione avremo un'inflazione molto più alta per tutti quanti. Caro carburanti, caro energia, ma anche
caro spesa, insomma sono tutti fenomeni collegati tra loro che stanno incidendo in maniera pesante sulle tasche dei cittadini, ma anche su quelle dei commercianti, delle amministrazioni comunali e quant'altro. Da qui allora la necessità, e ci spostiamo nell'area trevigiana, di rendere operativi una serie di controlli da parte della polizia locale, soprattutto sui beni di prima necessità, per monitorare i prezzi ed evitare speculazioni. Sì, noi siamo pronti, nel senso che abbiamo già iniziato nel 2020, in piena pandemia, a controllare i prezzi. Naturalmente abbiamo creato un nostro paniere e abbiamo controllato soprattutto la grande distribuzione. Abbiamo fatto ulteriori controlli tra agosto e settembre e sicuramente continueremo anche nelle prossime settimane a fare questi tipi di controlli. Cominciato nei mesi duri della pandemia, il monitoraggio sui prezzi al consumo, soprattutto sui beni di prima necessità, sarà intensificato in questo inizio anno fatto di stangate. La Polizia Locale di Treviso è pronta a fare la sua parte per evitare fenomeni speculativi. Abbiamo ricevuto tante segnalazioni di alcuni utenti, però tutte le segnalazioni che sono state comunque verificate non hanno denotato particolari anomalie. Gli aumenti finora constatati sono quindi nella media, ma nulla in un momento così delicato può essere lasciato al caso. Non vuole essere una caccia alle streghe, vuole essere semplicemente un'azione di verifica e di monitoraggio proprio per tutelare i nostri cittadini, con la consapevolezza però che il mondo imprenditoriale qui a Treviso è molto serio. Alle porte del comune del resto già stanno bussando in tanti, l'inflazione sta mettendo in ginocchio le famiglie più fragili. Fino a quando io sarò sindaco, un tetto e un pasto caldo verrà garantito a tutti, e se serve ci terremo magari il verde un po' meno manutentato, però il tema sociale per noi è centrale, il sostegno alle famiglie della nostra comunità è prioritario. Questo momento di difficoltà, di crisi incide anche nei piccoli consumi quotidiani. Noi siamo stati l'altro giorno al mercato di Marostica, un mercato insolitamente vuoto. Abbiamo ascoltato, abbiamo raccolto le testimonianze della gente, della poca gente presente, e insomma sono stati in tanti quelli che hanno confermato di dover stringere la cinghia, di dover eliminare insomma le spese superflue proprio per far fronte ai rincari del mese di gennaio. Stringere la cinghia dopo le feste può risultare difficile non solo per chi si è concesso qualche peccato di gola a tavola, ma anche per chi adesso deve fare i conti con i rincari, con le bollette e con i costi di gennaio. Dopo le spese del Natale per i saldi, adesso si bada un po' di più al risparmio, si fa più economia. Sì, assolutamente, anche perché insomma non ci sono troppi fondi e quindi sì, bisogna stare un attimo attenti ovviamente. Le spese le ho fatte durante i saldi e adesso con calma andiamo avanti. Su cosa si risparmia? Un po' su tutto, adesso magari si pensa un po' di più alla benzina e soprattutto visti gli ultimi aumenti. Purtroppo abbiamo visto anche l'ultima finanziaria che va tutta a favore delle partite IVA, mentre invece un dipendente, un pensionato così non ha la possibilità di sgarare neanche un euro. Si fa economia adesso dopo le spese, diciamo, dopo le feste? Bisogna, perché soldi, spese ghinettanti e soldi sempre meno. Poca voglia di spendere dunque, e lo si vede anche passeggiando per il mercato, insolitamente vuoto. Spende pochissimo, non spende meno, perché guarda, stamattina il mercato di oggi qua a Marostica è come fosse stata una giornata di vento e pioggia di quelle forte. Non c'è nessuno, ma nessuno. Eppure c'è anche chi non vuole sentir parlare di risparmiare e col sorriso sceglie di godersi attimo per attimo. Siamo in pensione e a che vuoi che siamo quello che ne dà. Abbiamo fatto 60 anni di matrimonio e adesso i soldi che ho spendo tutti. Quando camoro lascio qua tutto. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi, torniamo subito.
Sono le 12.30, ben ritrovati in diretta con il nostro Focus TG, vi terremo informati e saremo in vostra compagnia fino alle 13.30. Prima di andare in pubblicità abbiamo ascoltato problematiche legate ai rincari, quindi problematiche economiche che si sposano con quelle legate al mondo del lavoro. Lavorare meno, questo è il concetto che è emerso durante il congresso provinciale della CGIL di Padova, che rilancia la proposta già presentata un po' di tempo fa della riduzione dell'orario di lavoro. Vediamo. In una sala piena come non si vedeva da prima del Covid, circa 350 i delegati, la CGIL di Padova tiene la 2 giorni del congresso provinciale in vista di quello regionale di fine mese. Presente la segretaria confederale veneta Silvana Fanelli. Da Padova parte una sfida nazionale. Quella della riduzione dell'orario di lavoro. In tutti gli altri paesi si sta sperimentando, i processi di maggiore automazione inevitabilmente porteranno a un lavoro più specializzato e anche a meno impiego di lavoro, quindi il tema della ridistribuzione è anche un tema che prova a garantire una maggiore occupazione qualificata, quindi un processo davvero importante. Pandemia, guerra e crisi climatica, chi non ha un lavoro e anche chi ce l'ha vive un lungo periodo di difficoltà senza precedenti, evidenzia Marturano. Il governo dovrebbe perciò non perdere tempo nell'affrontare temi importanti. Il tema della redistribuzione delle risorse attraverso un fisco che è assolutamente iniquo, attraverso un rinnovo dei contratti che deve tenere il passo l'inflazione, attraverso la creazione soprattutto, perché la vera piaga ce l'abbiamo nel fenomeno del precariato e della disoccupazione, numeri che crescono sempre di più. Da un congresso all'altro a Padova si è parlato con la CGIL di riduzione dell'orario di lavoro. A Mestre invece, ascoltiamo adesso la voce del segretario generale Maurizio Landini, che critica l'operato del governo e lancia un monito. Il 2023 sarà un anno molto difficile. Vedo un anno difficile per chi lavora, perché abbiamo alle spalle non solo la pandemia ma la guerra che ha determinato un peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone. Il futuro non è roseo per il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, a Mestre per il congresso metropolitano del sindacato veneziano. Molti non arrivano alla fine del mese, nel lavoro la precarietà è altissima e il governo non pare intenzionato ad affrontare temi basilari, come quella riforma fiscale che, unita ad un serio contrasto all'evasione, aumenterebbe salari e potere d'acquisto di lavoratori dipendenti e pensionati in un periodo di drammatici rincari. La benzina sta aumentando perché il governo ha deciso di non proseguire col provvedimento che aveva preso sulle accise. E ha scelto di fare la marchetta elettorale della flat tax, ha scelto di fare la marchetta elettorale dei condoni e quindi ha spostato le risorse che servivano a tutelare il reddito delle persone da un'altra parte. C'è poi il dato tragico delle morti sul lavoro. Nel 2022, secondo l'INAIL, sono state 1404, 4 al giorno, 135 solo in Veneto, secondo in Italia in questa drammatica classifica. C'è anche un problema che riguarda la cultura del fare impresa e per affrontare questo tema bisogna intervenire sul sistema degli appalti, perché buona parte degli infortuni avvengono proprio anche per lavoratori che sono in appalto, che sono precari. I rincari di luce e gas sono dovuti alla guerra, Landini dice basta con l'aumento delle spese militari, ma soprattutto alla speculazione. Al governo però non mancherebbero gli strumenti per affrontare la crisi. Investire sulle energie rinnovabili, il che vuol dire costruire le filiere produttive perché così i pannelli solari e le pale eoliche non le compriamo dalla Cina ma siamo capaci di farle noi, e avere un'autonomia e una sovranità energetica significa anche essere un paese che può dire la sua sul piano delle politiche industriali e sul piano della costruzione di un'Europa che abbia questa dimensione. Voltiamo pagina adesso, torniamo a occuparci di cronaca che ci porta a Valdobbiadene. Incendio nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare il fuoco divampato in un ristorante. È arrivata la telefonata della mamma che sentiva rumori strani provenienti dall'esterno e ha chiamato dicendo che stava bruciando e sono arrivato, ho cercato di fare il possibile però.
Fiamme e paura durante la notte scorsa, quando prima delle 3 i vigili del fuoco di Montebelluna e Treviso, con il supporto dei volontari di Asolo, sono intervenuti in via Crede a Valdobbiadene per domare l'incendio scoppiato al ristorante Tre Noghere. Il tempestivo intervento dei pompieri ha così evitato che l'incendio, che ha interessato l'atrio esterno del ristorante, si propagasse poi anche all'interno dei locali. Il nostro intervento è avvenuto quando già le fiamme avevano raggiunto un livello di diffusione elevato, al punto che il titolare del ristorante ha cercato di spegnere le fiamme utilizzando i numerosi estintori di cui dispone, vista l'attività che conduce. Il nostro intervento ha comunque assicurato che l'incendio non si propagasse al piano superiore, cosa che stava facendo in maniera assai rapida, sfruttando la travatura in legno della veranda nel quale è divampato. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del locale sono terminate poco prima dell'alba. Ingenti i danni. I tecnici dei vigili del fuoco dell'ufficio di polizia giudiziaria del comando di Treviso hanno effettuato in mattinata un sopralluogo della struttura per accertare le cause. Abbiamo applicato i protocolli previsti per casi del genere, che comprendono la ricostruzione della dinamica dell'incendio e anche la rituale e doverosa ricerca di eventuali sostanze acceleranti utilizzate da eventuali incendiari. Attimi di paura anche per il proprietario del ristorante, del locale, Luca Silvestri, che è arrivato per primo sul luogo dell'incendio e non ha esitato a entrare rischiando di rimanere intossicato. Io ho cercato in tutte le maniere di spegnere l'incendio con gli estintori, però ho dovuto entrare per prendere gli estintori. Il locale era strapieno di fumo e l'ho inalato. E niente, dopo i vigili del fuoco insieme ai carabinieri hanno voluto chiamare l'ambulanza per accertarsi che stessi bene. Il primo ad arrivare in via Crede è stato Luca Silvestri, avvertito da una telefonata della madre nel cuore della notte, ma il suo ristorante a Bigolino di Valdobbiadene stava già andando irrimediabilmente a fuoco. C'era niente da fare, nel frattempo mia moglie ha chiamato i vigili che sono arrivati qua prontamente e hanno spento l'incendio. I danni sono chiaramente visibili all'esterno del ristorante Tre Noghere e l'intervento dei vigili del fuoco di Montebelluna e Treviso è stato tanto tempestivo quanto provvidenziale, impedendo che l'incendio si propagasse anche all'interno dell'edificio. I danni sono da quantificare, adesso vediamo nei giorni prossimi come si evolverà il tutto. Sulle cause ancora si dovrà far luce e per il momento si pensa a fattori accidentali. Dicono un guasto elettrico, torno al vaglio dei carabinieri che stanno valutando insieme ai vigili del fuoco, stanno valutando la causa dell'incendio, tutto qua. Non pensate che sia stato qualcuno che volutamente ha dato fuoco? Non penso, non lo so. Non si perde però d'animo Luca Silvestri, che si è subito messo in moto per far ripartire il suo locale al più presto. Domani c'è già l'impresa, ripartiamo con le opere di ristrutturazione, sicuramente. Già messo in campo. No. Lo stiamo ristrutturando un po' alla volta, cambiando alcune cose, però adesso ripartiamo. Operazione della Guardia di Finanza di Padova che ha sequestrato, pensate, 800 kg di botti in un magazzino, seppur prodotti legalmente, non disponevano delle necessarie autorizzazioni. 8 quintali di articoli pirotecnici sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza padovana. A ridosso dei festeggiamenti per il Capodanno, i finanzieri uganei hanno sequestrato circa 5.000 articoli pirotecnici. L'operazione prende le mosse da un controllo che gli uomini delle Fiamme Gialle stavano facendo su vari siti web che pubblicizzavano la vendita di fuochi d'artificio. Un rivenditore calabrese, in particolare, ha attirato l'attenzione dei militari che proponeva merce a prezzi molto vantaggiosi. Dopo ulteriori accertamenti è emerso che i prodotti non disponevano delle autorizzazioni necessarie al trasporto. Gli investigatori hanno individuato il corriere che aveva effettuato, a partire da metà dicembre, numerosi trasporti per conto della società, scoprendo gli hub logistici aziendali della provincia di Padova dove sono stati controllati i pacchi in giacenza.
Il materiale pirotecnico rinvenuto all'interno degli imballaggi, seppur regolare dal punto di vista della fabbricazione, è stato sottoposto a sequestro per violazione delle prescrizioni e cautele imposte dalla normativa vigente per il trasporto delle merci pericolose e di materiale esplodente. La prefettura calabrese ha inoltre disposto la sospensione della licenza all'azienda venditrice per 60 giorni. Ci spostiamo adesso nell'Ovest vicentino, controlli sul territorio per contrastare le attività di spaccio di droga. Denunciato un 23enne per detenzione a fini di spaccio nell'ambito di controlli sul territorio effettuati dai carabinieri di Valdagno. Nel corso delle attività a Montecchio Maggiore i militari dell'Arma hanno fermato un'auto condotta dal denunciato con a bordo in qualità di passeggero un amico del ragazzo. I militari insospettiti dall'atteggiamento dei due hanno controllato il mezzo e nella disponibilità del conducente hanno rinvenuto 28 grammi di marijuana. Controllo che si è esteso all'abitazione del ragazzo in cui sono stati trovati 20 grammi di hashish e 2 bilancini di precisione utilizzati presumibilmente per il confezionamento dello stupefacente. Il tutto è stato sequestrato e il giovane denunciato. Il servizio di controllo del territorio si è esteso in diversi comuni, Recoaro, Valdagno, Cornedo, Trissino e ha visto l'impiego di oltre 20 militari. Sono state identificate oltre 80 persone, controllate 68 vetture e un locale. Traffico di droga in tutto il nord-est, un gruppo di narcos locali è stato scoperto dalla squadra mobile di Padova, stavano predisponendo il tutto per fare il cosiddetto salto di qualità e diventare narcos internazionali. Volevano fare le cose in grande puntando anche al mercato di Ibiza, pensavano di espandersi oltre confine. La banda di trafficanti di droga sgominata dalla squadra mobile di Padova che insieme ai colleghi di Udine, Trieste, Gorizia, Rimini e Milano hanno eseguito ieri 18 misure cautelari. Un sodalizio criminale che univa Padova a Udine rifornendo di cocaina, hashish e marijuana tutto il nord-est grazie ad una fitta rete di collaboratori. Nel novembre del 2021 l'intercettazione telefonica che ha fatto capire ai poliziotti che il gruppo stava tentando di fare il salto di qualità. Facciamo un bel botto. A parlare sono un 42enne di Fiesso d'Artico, titolare di una ditta di Limena, e il suo socio albanese residente a Rubano, riferendosi alla possibilità di acquistare 100 kg di cocaina dal Centro America. A far partire le indagini anche le intercettazioni tra un 33enne di Abano Terme e un coetaneo di Tarvisio che avevano trovato proprio nel 42enne imprenditore e nel suo socio albanese un canale di smercio della droga. Droga che spesso veniva custodita in un'autofficina di Artegna in provincia di Udine e che veniva trasportata da alcuni corrieri. Uno di loro, un romeno di 21 anni, era stato bloccato in provincia di Trento con mezzo chilo di cocaina in sasso. Nel corso delle indagini i poliziotti hanno sequestrato quasi 50 kg di droga, ma il traffico documentato riguardava quantità esorbitanti, 109 kg per un volume di affari in grado di fruttare circa 7 milioni di euro. Per far girare lo stupefacente venivano coinvolti anche corrieri albanesi residenti a Milano e in provincia di Padova. Proprio nella città del Santo, in via Scrovegni, la squadra mobile di Padova a fine 2021 aveva scoperto un deposito, un garage affittato per nascondere la droga, all'interno anche un libro contabile con i soprannomi degli acquirenti. Il gruppo voleva spostarsi anche a Ibiza e nel giugno del 2021 3 degli indagati spararono ad uno chef napoletano residente nell'isola delle Baleari, ferendolo in modo grave. Ci fermiamo adesso per un minuto di pubblicità, restate con noi perché abbiamo ancora tante notizie di cronaca, dobbiamo collegarci con Padova e poi tutti i nostri approfondimenti, le nostre inchieste e la pagina dedicata alla cultura e al turismo. A fra poco. 12:45, ben ritrovati in diretta con il nostro Focus TG. Come promesso adesso siamo pronti per collegarci in diretta con la nostra collega Valentina Visentin da Padova, perché torniamo sul caso del giovane tunisino morto annegato dopo essersi gettato nel Brenta per scappare dalla polizia. Su questo ci ragguaglia con tutti gli ultimi aggiornamenti Valentina Visentin, che vediamo collegata. Buongiorno Valentina.
Sì, buongiorno, siamo tornati nel luogo in cui è stato ripescato ieri mattina il corpo senza vita di Oussama Ben Rabah, il 23enne tunisino che si è gettato nelle acque del Brenta per scappare ad un controllo di polizia. Nelle scorse ore è emerso che il giovane, che era in Italia da ottobre circa, era irregolare nel nostro paese e aveva 2 precedenti per spaccio, appunto il primo ad ottobre 2022 appena arrivato a Padova, e il secondo a novembre del 2022, ed era per questo destinatario di un provvedimento di espulsione. Forse proprio per questo motivo l'altra sera, alla vista della polizia, Oussama ha tentato di scappare, ma è stato bloccato dagli agenti. Si è divincolato, tanto che il suo giubbotto è rimasto nelle mani degli agenti, e si è tuffato nelle acque fredde del Brenta in questo punto, dove poi ieri è stato anche ripescato a 8 metri di profondità. La procura ha disposto un'inchiesta per far luce sulle cause del decesso. Verrà anche effettuata l'autopsia e gli esami tossicologici. L'autopsia in particolare dovrà spiegare come è morto Oussama, anche se si propende per l'ipotesi dell'annegamento. Un'autopsia che è stata chiesta anche perché ieri qui sull'Argine alcuni amici, in particolare un'amica, ha mosso accuse pesanti ai poliziotti. Sentite cosa ci ha detto ai nostri microfoni. Ieri sera ti hanno fatto anche una videochiamata, cosa è successo? Sì, in cui loro lo stavano picchiando. Chi lo stava picchiando? La polizia. Ma lui ti ha fatto una videochiamata? I ragazzi hanno fatto videochiamate, si vedeva che loro l'avevano messo in ginocchio e lo stavano picchiando. E ora abbiamo perso un amico. Assia è un'amica di Oussama Ben Rabah. Ieri sera, negli attimi concitati in cui il 23enne tunisino veniva bloccato dai poliziotti, ha ricevuto una videochiamata da parte di un altro conoscente, uno dei ragazzi che era lì sull'Argine, che le mostrava quanto stava accadendo. La ragazza dice di aver visto gli agenti picchiare il 23enne. Era una brava persona e non meritava questa fine. Nessuno la merita e non è giusto. E non è il primo e non sarà l'ultimo. E secondo te perché stavano scappando? Aveva paura, perché la polizia quando li ferma li picchia sempre. Quindi lui per paura è scappato. Accuse pesanti quelle mosse da Assia nei confronti dei poliziotti. La questura di Padova, in una nota ufficiale, smentisce la violenza e afferma che al momento le dichiarazioni della giovane non trovano alcun riscontro. Ad ogni buon conto, ogni approfondimento investigativo sulla vicenda sarà valutato dall'autorità giudiziaria, conclude la nota della questura. Ci sarebbero anche dei testimoni estranei ai fatti, non appartenenti alla polizia, che potrebbero confermare la dinamica. Questa mattina molti amici di Oussama Ben Rabah si sono precipitati sul luogo del ritrovamento del corpo senza vita del 23enne morto annegato nel fiume Brenta. La disperazione della moglie è sorretta dalla comunità tunisina, il dolore degli amici che osservano il recupero della salma. Il 23enne tunisino, padre di un bimbo piccolo, era arrivato a Padova da poco, pare facesse qualche lavoretto in nero per mantenere la famiglia. Avete sentito la nota ufficiale della questura in merito alla vicenda. A sostegno dei poliziotti coinvolti anche il sindacato di polizia. Io vi saluto, restituisco la linea e vi faccio sentire le dichiarazioni del segretario provinciale della FSP Polizia di Padova. Accuse pesantissime, aggiungerei dire, sicuramente accuse molto frettolose. Esiste l'autorità giudiziaria per chiarire i fatti, ma come sindacato di polizia non possiamo che schierarci a favore dei colleghi che quotidianamente nel loro operato si vedono continuamente additati come razzisti, come xenofobi, dipingono un quadro generale di una situazione che in realtà non esiste. La domanda principale che si sono fatti anche molti lettori, ho notato, è nessuno ha paura di un controllo di polizia, quindi non vediamo la necessità di scappare, di sottrarsi a un controllo di polizia se non si è commesso nulla di grave. Principalmente raccogliamo per l'ennesima volta uno stato d'animo veramente avvilito da parte delle forze dell'ordine, perché operare in queste condizioni, finire sui processi mediatici che ci vogliono da subito come colpevoli, è una condizione che non possiamo accettare sindacalmente.
Ringraziamo la nostra collega Valentina Visentin per il collegamento, per tutti gli ultimi aggiornamenti su questo fatto di cronaca. Noi adesso voltiamo pagina, parliamo della crisi dei medici di famiglia. Visite in ambulatorio a lume di candela, ma i medici di base di Padova, ad esempio, come tutti quelli del Veneto, si sentono al lumicino, definiscono così la loro situazione, sollecitano la Regione a dare loro più risorse, meno carichi di burocrazia per offrire un servizio migliore e denunciano siamo stati penalizzati, la Regione sembra insomma preferire i privati. Una mole di lavoro sempre più grande, ma lasciati soli dal servizio sanitario. Lo denunciano i medici di base di Padova e del Veneto. Non chiedono aumenti di stipendio, ma più considerazione. Vorrebbero risorse per l'organizzazione degli ambulatori, per poter pagare ad esempio una segretaria o un infermiere, poter offrire più servizi. Dal maggio scorso la FIMG del Veneto chiede un tavolo alla Regione per avviare dappertutto, ad esempio, la medicina di gruppo, che offre ambulatori aperti per quasi 7 giorni la settimana, e di avere il coraggio di fare un passo in avanti. Di dotare tutti gli studi dei medici di una diagnostica di primo livello, cioè di quelli che si chiamano ecografi on bed, si dice all'americano, cioè portatili, laboratori analisi portatili. La medicina di gruppo, dove attiva, riduce di molto gli accessi al pronto soccorso, rileva Crisarà. La diagnostica dal medico di base invece fa sparire le lunghe liste di attesa e gli spostamenti dei cittadini. Per entrambi i progetti ci sono ingenti finanziamenti dello Stato. 10 milioni di euro che però sono stati deviati sulle casse di comunità e non sulle organizzazioni dei medici. Perché secondo lei su questo la Regione non vi ascolta? Ma guardi, io non voglio pensare male, ma nel piano sociosanitario del 2018 l'assistenza territoriale tra le possibilità è quella che possa essere delegata a società private. Emergenza broncheoliti nella pediatria dell'ospedale San Bortolo, siamo a Vicenza. Da dicembre, pensate, i posti letto risultano costantemente esauriti perché stabilmente occupati dai piccoli pazienti affetti dal virus. 21 ricoverati in reparto e 6 nella terapia intensiva. 2 posti aggiuntivi sono stati ricavati anche in pronto soccorso. Questi i numeri per sottolineare l'entità dell'emergenza bronchiolite che vede occupati tutti i posti letto di pediatria e il reparto d'eccellenza dell'ospedale vicentino, preso letteralmente d'assalto da oltre un mese. Le richieste di ricovero in tutto il nord-est sono in continuo aumento per questa particolare patologia, senza precedenti in questa forma così persistente e aggressiva. Mai come quest'anno abbiamo avuto un numero di casi di questa entità e soprattutto che interessa le fasce proprio piccolissime. Parliamo di bambini di 15-20 giorni, un mese di vita. Turni massacranti per i sanitari occupati giorno e notte ad aiutare i lattanti, colpiti da raffreddore e una tosse stizzosa che comprime il respiro che si fa più corto, impedendo così anche la nutrizione. Il virus respiratore sinciziale, che è responsabile della bronchiolite, colpisce bambini molto piccoli e vanno incontro a quadri di insufficienza respiratoria molto gravi. Infatti in questo mese stiamo lottando veramente per avere disponibili posti di terapia intensiva dove spesso questi bambini devono essere ricoverati. La fase di contagio dura dai 6 ai 10 giorni. Il rischio maggiore per i piccoli è quello di andare in apnea o di disidratarsi. Fino ad ora tutti i pazienti trattati sono guariti, ma fondamentale in questo momento resta la prevenzione. I bambini di 1-2 mesi non devono andare in ambienti affollati e per quanto possibile cercare di avere quelle attenzioni, il lavaggio delle mani frequenti, evitare di avere un contatto ravvicinato se si è raffreddati. Adesso un rapidissimo aggiornamento sul bollettino Covid. Nelle ultime 24 ore 1208 i nuovi casi di Covid nella nostra regione, nuovi casi intercettati, quindi parliamo del famoso delta dei positivi, 1208. 8 purtroppo le vittime nelle ultime 24 ore, le terapie intensive sono 74 e invece sono poco più di 1500
100% le persone ricoverate in area non critica in Veneto. Noi adesso parliamo di PFAS nel sangue. In Veneto sarà possibile effettuare volontariamente gli esami per i residenti nei 12 comuni della zona arancione. La maggior parte di questi comuni fanno parte del territorio vicentino, il tutto con tariffe calmierate. I residenti dei 12 comuni dell'area arancione, la maggioranza dei quali nella provincia vicentina, potranno effettuare volontariamente il dosaggio dei PFAS nel sangue. Il provvedimento è stato adottato dalla Regione per rispondere all'esigenza che parte della popolazione residente in questi comuni ha più volte espresso, ma anche ad una rivalutazione del rischio correlata all'uso dell'acqua da pozzo. L'area arancione corrisponde all'area interessata dalla contaminazione da PFAS delle acque sotterranee, ma che ha ricevuto acqua non contaminata attraverso gli acquedotti. Per i cittadini residenti in quest'area ci sarà la possibilità di effettuare la determinazione dei dosaggi ematici di PFAS al laboratorio autorizzato di ARPAV in regime di compartecipazione della spesa ad una tariffa calmierata. Questa misura garantirà l'accesso al sistema sanitario proprio per ridurre i costi di verifiche e analisi. In più occasioni avevamo chiesto ufficialmente questa possibilità appunto anche per il nostro comune, e quindi da oggi presto appunto i cittadini potranno effettuare queste analisi e verificare la presenza o meno di PFAS nel sangue. Serve a tranquillizzare ulteriormente i nostri concittadini e dare loro la possibilità di fare questo screening. Laddove gli esiti dei dosaggi effettuati dai cittadini rilevino valori sierici di PFAS superiori ai limiti di riferimento, gli interessati potranno effettuare gratuitamente gli esami ematochimici previsti dalle disposizioni. Per coloro che dovessero presentare valori significativi di bioaccumulo di PFAS ed esami ematochimici con valori alterati, potranno eseguire gratuitamente attraverso il medico di medicina generale il programma di presa in carico sanitaria. Ancora cronaca, si è risolto il caso che aveva destato grande clamore della cartella esattoriale inviata al figlio delle vittime del massacro a Gorgo al Monticano, chiamato dallo Stato a pagare, pensate, le spese che erano invece a carico del killer. Non dovrà pagare i 1.639 euro di registrazione della sentenza a carico del killer dei suoi genitori, Daniele Pellicciardi, figlio delle vittime del massacro di Gorgo al Monticano nel 2007. Pellicciardi si era ritrovato al centro di una vicenda paradossale. Si era visto chiedere dall'Agenzia delle Entrate i soldi di registrazione della sentenza civile con cui l'albanese Naim Staffa, considerato l'ideatore della rapina quella tragica notte alla dépendance di Villa Durante, aveva perso la causa proprio contro il figlio delle vittime per l'assegnazione di 111.000 euro, soldi che lo Stato gli aveva riconosciuto per un'ingiusta detenzione, ma che erano stati bloccati e destinati a Pellicciardi a titolo di parziale risarcimento. Essendo Staffa nulla facente, quel pagamento spettava al Ministero delle Finanze, ma quel passaggio è saltato e lo Stato si è rivalso sulla controparte. Un caso che ha suscitato negli ultimi giorni lo sdegno di tutte le parti politiche. Ora l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che la richiesta di sgravio avanzata dall'avvocato Alessandro Romoli è stata accolta. Piccolo break pubblicitario, ci fermiamo per un minuto, torniamo subito con tante altre notizie con i nostri approfondimenti. Bentornati in diretta con Focus TG, ancora cronaca, Giorgio Miatello, lo ricorderete, l'anziano massacrato insieme alla moglie Maria Angela Sarto a San Martino di Lupari migliora, le sue condizioni di salute sono appunto in leggero miglioramento, è stato trasferito nella clinica medica dell'azienda ospedaliera di Padova. Sarà compito del medico legale che ha eseguito l'autopsia sul corpo di Maria Angela Sarto, l'anziana donna massacrata in casa la notte di Santo Stefano e morta dissanguata, eseguire un accertamento su Giorgio Miatello, il marito, ricoverato da quel giorno prima nel reparto di terapia intensiva ed ora trasferito nella clinica medica dell'azienda ospedaliera di Padova. Un accertamento fondamentale per capire se Diletta Miatello, la figlia più grande e principale sospettata del massacro, abbia tentato di uccidere anche il padre oltre che la madre. Mentre il PM attende
attende di poter interrogare con il meccanismo dell'incidente probatorio Giorgio non appena sarà nelle condizioni. Parallelamente diventa importante capire se le ferite inferte a lui erano mortali, se l'intento era quello di uccidere. Se l'accertamento medico dovesse confermarlo, sarebbe altrettanto confermata l'accusa di tentato omicidio, che affianca a quella più grave, la contestazione di omicidio volontario aggravato dal grado di parentela. Un capo d'accusa che prevede, a fronte di una condanna, l'ergastolo. La figlia, ex vigilessa di Letta, è in carcere a Verona, seguita dall'avvocato del Foro padovano Elisabetta Costa. E a 7 anni dal delitto di Isabella Noventa potrebbe esserci un nuovo processo per Deborah Sorgato, che l'ha uccisa insieme al fratello Freddy. Potrebbe essere processata per calunnia Deborah Sorgato, la sorella di Freddy, condannata insieme al fratello a 30 anni di carcere per l'omicidio e l'occultamento di cadavere di Isabella Noventa. A 7 anni dal delitto avvenuto la notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016 potrebbe aprirsi un nuovo capitolo processuale per la cinquantenne che durante il processo a carico del fratello aveva testimoniato incolpando della detenzione delle armi l'ex compagno maresciallo dei carabinieri Emanuela Cacco, la tabaccaia di Campo Nogara coinvolta nel delitto della segretaria di Albignasego. Le armi erano state ritrovate nascoste in un armadio dal carabiniere a casa sua, armadio che all'epoca lui aveva prestato all'ex compagna Deborah Sorgato. Lei, durante il processo, ha scaricato la colpa proprio sull'ex fidanzato e sulla tabaccaia per salvare il fratello, che alla fine è stato assolto, mentre lei, che dal 2021 è trasferita nel carcere di Bollate, ha patteggiato ad 1 anno di reclusione. Il PM ha chiuso le indagini e ora il giudice deve decidere se andare a processo per calunnia. E adesso una vicenda che ha destato scalpore a Cittadella, dove un anziano ha sparato al suo cane dopo che la povera bestiola era stata investita da un'auto. Ha sparato al suo cane dopo che la povera bestiola era stata investita da un'auto. Un 79enne di Cittadella è stato denunciato dai carabinieri intervenuti nell'abitazione dell'uomo dopo una segnalazione di spari. Ai militari l'uomo ha confessato di aver sparato all'animale di proprietà della figlia perché investito da un'auto pirata, pensando di alleviare le pene del cane. L'uomo aveva esploso così un colpo con il fucile da caccia regolarmente detenuto. La povera bestiola, però, quando sono arrivati i carabinieri, era ancora viva e rantolante. È stata recuperata dal servizio veterinario. L'anziano è stato denunciato per uccisione di animali e gli sono state ritirate le armi e le munizioni in suo possesso. Ed è stata identificata dalla polizia locale di Treviso la donna che, lo ricorderete, domenica alla guida della sua auto ha percorso un tratto di tangenziale contromano. Siamo riusciti a risalire al responsabile, che è una donna di 75 anni residente qui a Treviso, che seguendo erroneamente le indicazioni del proprio navigatore ha imboccato dalla Noalese contromano alla tangenziale, arrivando quasi fino a Silea e girandosi poi all'ultimo distributore poco prima dell'uscita. Grazie alle telecamere di videosorveglianza e al sistema Targa System, gli agenti della polizia locale di Treviso sono riusciti a chiudere in pochi giorni le indagini sull'automobilista che domenica mattina intorno alle 10:30 ha seminato il panico lungo la tangenziale, percorrendo il tratto tra Silea e paese Contromano miracolosamente senza provocare incidenti. Fortunatamente, grazie anche all'accortezza di molti conducenti, come potranno dimostrare le immagini, la signora ha evitato una tragedia che poteva naturalmente consumarsi, creando anche probabilmente dei morti. Le pattuglie erano prontamente arrivate sul posto, avvertite dai numerosi automobilisti che avevano incrociato la vettura Contromano. La signora aveva già comunque svoltato dentro il distributore, quindi non è stata colta durante la violazione. Infatti non sarà elevata nessun tipo di sanzione nei confronti di questa signora. Anzi, abbiamo attivato anche un servizio di assistenza nei suoi confronti, perché è una persona che vive da sola e pertanto probabilmente avrà bisogno anche di un aiuto. Questo tipo di infrazione deve essere vista de visu dagli agenti di polizia stradale, polizia di Stato, carabinieri, polizia locale, guardia di finanza. Essendoci solo delle immagini non c'è nessuna infrazione. Agli agenti l'anziana ha ammesso le proprie responsabilità. Abbiamo consigliato ai parenti di fare in modo che la signora non si mettesse più alla guida e non si metta più alla guida. Naturalmente, comunque, visto che è titolare di patente, segnaleremo la signora sia alla prefettura che alla motorizzazione per un'eventuale revisione della patente.
9 strutture completamente abusive. Questo è il bilancio, adesso ci spostiamo nel veneziano, dell'ultima tornata di controlli sui bed and breakfast e le strutture alberghiere di Mestre e di Venezia. Scoperto, pensate, anche una sorta di albergo, anche questo irregolare, da 20 camere. L'ultima tornata di controlli a tappeto della Guardia di Finanza e della Polizia Locale su locazioni turistiche e attività ricettive irregolari a Venezia e Mestre ha portato alla scoperta di 9 strutture totalmente abusive, tra cui spicca una sorta di albergo non dichiarato di ben 20 camere pienamente in attività in centro storico che è stata chiusa. Altre 40 strutture prive di segni identificativi o che non esponevano i prezzi relativi ai servizi offerti sono state sanzionate. Complessivamente le sanzioni amministrative superano i 50.000 euro. Controlli di carattere fiscale sono inoltre in corso su attività di affittacamere gestite come imprese, pubblicizzate online e frequentate da numerosi turisti. I titolari dichiaravano al fisco solo redditi occasionali. Le indagini sono state condotte grazie alle segnalazioni dei residenti, a questionari distribuiti a turisti in partenza e alla piattaforma dogale che incrocia i dati delle inserzioni dei bed and breakfast con le strutture censite nel database comunale e con le interrogazioni condotte sulle banche dati anagrafico-tributarie. Tempo di bilanci anche per il comparto delle terme, quindi adesso lasciamo per un attimo da parte la cronaca, facciamo il punto, tiriamo un po' le somme di come sono andati questi giorni di festa, di come è andato il 2022 con il sindaco di Abano Terme. Tedeschi, francesi, svizzeri, austriaci che hanno riscoperto dopo il Covid la particolarità delle nostre terme, che hanno un brevetto europeo unico nel loro genere e che sono state riscoperte anche con buoni numeri che fanno preludere a un 2023 altrettanto buono. Le terme ripartono e lo fanno dai turisti stranieri che da sempre caratterizzano la vocazione internazionale del suo turismo, ad attrarre la particolarità di Abano. E il tema salute è in cima alle preferenze di chi viaggia e Abano Terme è la città della salute da sempre e questa caratteristica è conosciuta anche all'estero e quindi ha facilitato il ritorno anche dei turisti, moltissimi italiani ma anche stranieri, proprio per questo aspetto qui legato alla salute. Restano le incognite legate all'economia, caro benzina e caro energia, vanno ad incidere anche sui consumi turistici. Il costo dell'energia elettrica ha messo in grossa difficoltà quest'estate tutte le strutture, che sono strutture molto grandi, con molte piscine, e quindi d'inverno noi abbiamo una fortuna che tutti i nostri alberghi si riscaldano con l'utilizzo della geotermia e quindi di fatto hanno un grande punto di vantaggio rispetto a tutti gli altri alberghi d'Italia che consente loro di rimanere competitivi sul mercato e quindi di avere una buona proposta. E anche il comune sperimenta la geotermia. Noi abbiamo da quest'anno un progetto di riscaldamento con la geotermia e con le acque reflue di 3 strutture scolastiche che noi sperimenteremo per la prima volta nella storia della nostra città. Siamo convinti di potercela fare. Il tema della geotermia ogni tanto è abbastanza banalizzato perché non è così automatico e semplice, perché devono esserci anche delle condizioni strutturali degli immobili di un certo tipo per poter fare questa sperimentazione. Noi la faremo da quest'anno coinvolgendo 3 grandi istituti scolastici. Da Abano Terme noi adesso ci spostiamo a Padova, dove continuano le polemiche sul restauro della statua del Gattamelata, uno scontro a distanza tra Vittorio Sgarbi e la delegazione pontificia. Ci vorrà qualche mese prima che la commissione tecnico-scientifica istituita dalla delegazione pontificia per esaminare il Gattamelata possa redigere un rapporto sullo stato di salute del capolavoro di Donatello, ma a tenere banco in questi giorni è lo scontro e gli strali che il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi sta lanciando al team di esperti incaricati dalla Santa Sede. Il critico d'arte l'ha definita la Commissione Vaticano, che non può esprimere pareri, casomai può dare qualche consiglio. L'importante è che a darlo sia Fabrizio Magani, sovrintendente
sovrintendenti dei beni archeologici per Venezia, Padova, Treviso e Belluno, l'unica persona che secondo Sgarbi ha l'autorità per farlo. La delegazione pontificia, dopo un giorno di silenzio, ha deciso di rispondere alla nota di Sgarbi, sottolineando che ha ben presente che la fase autorizzativa è di competenza dello Stato e proprio per questo si è mossa fin dagli inizi, condividendo qualsiasi iniziativa con la soprintendenza. La delegazione pontificia specifica inoltre di aver seguito quanto la normativa vigente impone ai soggetti proprietari di un bene culturale, ovvero condurre studi e ricerche volti ad elaborare progetti di restauro scientificamente fondati sui quali il Ministero della Cultura ha l'ultima parola. Il sovrintendente Fabrizio Magani, alla guida della commissione, ha già espresso alcune considerazioni relative alla criticità riscontrate nel basamento del monumento equestre. Prima della visita alla statua lunedì, ecco cosa aveva detto Magani sull'ipotesi dello spostamento della statua in un museo, ipotesi tanto osteggiata da Sgarbi. Lo dice il sottosegretario che come noto se ne intende, e però lo dice anche un protocollo che nel nostro paese è diventato, direi, storico, cioè una conservazione nel luogo dove l'opera, soprattutto se ha un risvolto pubblico come questo, dove l'opera è nata. Il restauro serve a questo, è l'ultimo atto, diciamo, di un intervento, di un processo conservativo. In mezzo ci sta anche la manutenzione, che talvolta tendiamo a dimenticare, ma che in realtà dal punto di vista del protocollo classico dell'intervento è l'azione più utile. E adesso apriamo la pagina della politica locale, seduta movimentata in Consiglio regionale. La proposta delle opposizioni che chiedeva alla Regione di partecipare in veste ufficiale alle manifestazioni arcobaleno in Veneto spacca l'Assemblea e fa scoppiare la polemica. Io voto a favore se fate un emendamento a questa mozione dove quella giornata lì vestiamo tutti gli assessori della giunta Zaia da drag queen e mandiamo loro sopra il carro. La pittoresca controproposta espressa dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gio Formaggio è la risposta alla cosiddetta mozione Pride, una mozione a prima firma della consigliera Erika Baldin del Movimento 5 Stelle che chiedeva alla Regione di partecipare in vesti ufficiali alle manifestazioni arcobaleno in Veneto. Non mi faccio nessuna illusione sul fatto che questa mozione verrà votata, però credo che sia un momento utile anche il confronto che avverrà tra di noi. E il dibattito è aperto e acceso proprio da Gio Formaggio. Se mia figlia mi dice: caro Gio Formaggio, caro papà, ho visto il dottor Valente con la bandiera della Regione Veneto in rappresentanza della Regione Veneto, che era vicino a uno messo come un cane con la palla legata in bocca. Mi sai dire qualcosa? Bene, io non riesco a rispondere a mia figlia su questo tema. Il voto contrario ci può stare, ribattono dall'opposizione. L'aggressività dei toni e le prese in giro no, perché le discriminazioni esistono e sono un problema. Noi non stiamo parlando al banchetto del mercato di Albettone, non facciamo show. Quello che diciamo ha una rilevanza politica oltre che sociale. Voleva fare un video su internet, vuole che la registro per metterlo sui suoi social perché così ha 2-3 like in più. È questo l'obiettivo o vogliamo iniziare a discutere davvero? Ma soprattutto in ogni intervento dell'opposizione si sottolinea il solco che divide certi toni e certi concetti dalle posizioni di Zaia. Che il Presidente della Regione si è reso conto che forse un po' di evoluzione nel pensiero dal punto di vista dell'accettazione delle diversità è indispensabile. Ecco, l'ha fatto con qualche decennio di ritardo. Non aspettiamo altri decenni per riuscire ad accompagnare questa regione. Sulla posizione di Lega e Lista Zaia risponde il capogruppo Villanova. Siete sicuri che il Pride rappresenti tutti gli omosessuali, gli LGBTQ+? Perché quelli che conosco io, e vi dico anch'io ne conosco, e ci parlo anche, vi assicuro, non si sentono molto rappresentati da quello che succede nei Pride in giro per l'Italia. Messa ai voti, la mozione è stata bocciata con 34 contrari e 7 favorevoli. Quest'anno a Vicenza è l'anno delle amministrative, quindi i vicentini a giugno saranno chiamati a scegliere il loro sindaco. Ancora però non c'è nessun candidato ufficiale. Dal centro-sinistra però tutti gli indizi sembrano convergere sulla figura di Giacomo Possamai. Io alle amministrative di Vicenza ci sono.
partiamo da qua. Io alle amministrative di Vicenza ci sono. Io, che poi è lui, Giacomo Possamai, l'alfiere del Partito Democratico. Lui c'è. E sia chiaro, più di così non può proprio dire, perché candidarsi a sindaco è roba di strategia. Ognuno aspetta la mossa dell'avversario e il centrodestra col sindaco uscente Francesco Rucco non dà ancora segnali. Lui però, lui che è sempre Giacomo, aspetta, attende, perché poi quando si fa la dichiarazione è fatta ed è per sempre, un po' come sposarsi. E Giacomino si sposa, e Giacomino si sposa, e fra un poco ti accaglia! E Giacomino si sposa. Non lo vuole dire. Ammicca, sorride timidamente, fa gli occhi dolci all'idea di sposare Vicenza. Non dice, ma dice mezze parole. Parole d'amore, amore politico. Ci possa essere candidato in consiglio comunale per dare una mano o da candidato sindaco, questo lo vediamo nelle prossime settimane, ma tutto il mio impegno sarà lì. Tutto il suo impegno sarà lì, sulle amministrative, che lui, coi gradi da capogruppo in consiglio regionale del Partito Democratico, non giocherà certo da gregario, ma da capitano, da protagonista. Insomma, se qualcuno a centrosinistra deve fare le sue avance alla città, non può che essere lui, altrimenti la scorsa estate sarebbe andato dritto filato in Parlamento e invece niente, non ha sposato Roma perché si è promesso a Vicenza. Lui stesso ammette che il suo impegno è per restare qui. È uno dei motivi della scelta che chiaramente mi ha portato a non andare in Parlamento qualche mese fa. Insomma, se queste non sono avanza alla poltrona di sindaco di Vicenza, allora cos'altro possono essere? Entro la fine di gennaio il Partito Democratico ufficializzerà il suo candidato. Il tempo passa in fretta e per Giacomo è già domani. Così domani ti sposi. Sì, ma niente di serio. Parliamo adesso di infrastrutture, di nuovi investimenti, nuovi lavori sul Delta del Po. Al via il primo stralcio dei lavori della Vento, la pista ciclabile di oltre 680 km che collegherà Venezia a Torino, una nuova infrastruttura appunto sul Delta del Po. Con la posa simbolica della prima pietra si è dato avvio a Loreo, in provincia di Rovigo, al primo lotto funzionale della ciclovia Vento che collegherà Venezia a Torino. Un primo stralcio per ora che andrà da Loreo a Chioggia, in provincia di Venezia. Si tratta di una delle 5 ciclovie che attraversano il territorio veneto e ritenute strategiche a livello nazionale. Abbiamo le condizioni oggi per poter creare un territorio vasto, qual è il Delta del Po, con un ambiente strepitoso, naturale strepitoso, qual è il turista non solo italiano ma anche internazionale che sta cercando. Un'opera che richiederà 360 giorni di lavoro e che sarà un biglietto da visita da presentare ai turisti per l'area del Delta del Po. Questo è un territorio bellissimo e l'unico modo per poterlo assaporare è girarlo in bicicletta a bordo di un battello, e poi se si riesce anche a mangiare bene e a dormire comodi è la cosa più bella che si possa mettere insieme. Quindi insomma contiamo che con questi investimenti infrastrutturali riusciamo a dare anche un nuovo slancio. Presentata inoltre un'altra infrastruttura, il nuovo ponte Rantin lungo l'idrovia Po-Brondolo, che vede Infrastrutture Venete quale stazione appaltante, un'opera del valore di 5.300.000 euro, un ponte innovativo da tempo richiesto dai cittadini. È una tecnologia che è già in uso in parecchi paesi del nord Europa e anche negli Stati Uniti. In Italia effettivamente è una delle prime esperienze che abbiamo. La soluzione, oltre che l'aspetto estetico, paesaggistico, è anche legata al fatto che è più leggero e quindi utilizza meno acciaio di ottime qualità. 425 giorni il tempo di realizzazione del ponte. Noi puntiamo e speriamo di arrivare all'anno di calendario, nel senso che i 425 giorni sono i giorni che sono stati decretati per quanto riguarda l'appalto. Noi puntiamo e ci auguriamo che l'impresa lavori veramente, prima ho fatto la battuta, lavoriamo di notte, però speriamo che veramente l'impresa in un anno di tempo realizzi l'opera.
Parliamo adesso del progetto 100 facciate, completato il restauro del Palazzo delle Poste Centrali di Belluno, un investimento da quasi 1 milione di euro. 38 anni sono tanti, non mi ricordavo com'era questo stabile, ma è importante esserci riuscito. Credo che l'accessibilità sia dovuta a tutti e tutti possano entrare dalla porta principale. 10 lode ai lavori di restauro che hanno consentito di restituire colori e luci alla facciata del Palazzo delle Poste Centrali di Belluno. Non classificato il giudizio sull'accessibilità. Il sindaco di Belluno è andato dritto al punto stamattina durante la cerimonia di presentazione dell'intervento che ha interessato gli intonaci del palazzo, gli elementi in pietra, metallo e legno, infissi e scalinate d'accesso, per ora inaccessibili ai disabili che devono servirsi di un ingresso laterale. Poste garantisce l'abbattimento delle barriere architettoniche nel prossimo stralcio dei lavori. Ovviamente abbiamo dei vincoli che sono dei vincoli architettonici, ma sono sicuro che con l'aiuto di tutte le componenti istituzionali anche in questi casi riusciremo a garantire la massima accessibilità. Inaugurato nel 1936 su progetto dell'architetto bellunese Alberto Alpago Novello, il palazzo sostituì le vecchie carceri ed alcune abitazioni private. L'intervento, quello eseguito a Belluno, il più importante fra i 13 edifici ristrutturati nel nord-est, ha comportato un investimento che sfiora il 1 milione di euro. Siamo partiti con queste 100 facciate, una di queste, quella di Belluno, serve soprattutto per far capire che Poste è vicina ai cittadini, è inserita nei territori e vuole dare lustro ai territori. Una vicinanza auspicata dal presidente Padrin, che ha sottolineato l'alta valenza sociale degli sportelli postali, soprattutto nei piccoli comuni. Il mio appello è quello ovviamente di salvaguardare il più possibile soprattutto gli uffici postali nei piccoli comuni, quelli periferici, perché è un servizio che riusciamo a dare ai nostri cittadini e contribuisce alla lotta allo spopolamento. Ci spostiamo adesso a Vicenza per parlare del boom di visitatori per le festività legate alla mostra, diciamo, in Basilica Palladiana, mostra dedicata agli egizi. I creatori dell'Egitto eterno, scribi, artigiani, operai al servizio del faraone. 2 dimensioni parallele che magicamente si sovrappongono. Il mondo delle piramidi, dei sarcofagi, del deserto è quello rinascimentale della Basilica Palladiana di Vicenza, un popolo di grandi architetti che con le sue opere viene accolto, ospitato dalle linee senza tempo del più grande architetto, il Palladio. Un richiamo irresistibile per i turisti che hanno preso d'assalto Vicenza durante le festività. È una mostra che aveva creato molto attesa e l'attesa è stata confermata dai numeri importanti, 15.500 persone fino all'8 gennaio dall'apertura del 22 dicembre, numeri importanti che dimostrano la qualità dell'esposizione, della curatela di Cristian Greco e soprattutto anche dell'organizzazione che ha visto circa 1.000 persone al giorno passare per la Basilica Palladiana. L'effetto traino della mostra ha portato benefici anche ai musei civici di Vicenza che, grazie alla ripartenza del turismo dopo 2 anni di pandemia, hanno registrato 20.000 ingressi. La Basilica continuerà ad ospitare gli antichi egizi fino al 7 maggio. Ad oggi ha registrato un incasso di 146.314 euro tra il 22 dicembre e l'ultimo weekend, quello dell'8 gennaio. Tutte risorse che a Vicenza il Comune reinvestirà in cultura. L'obiettivo della mostra è anche quello di coprire naturalmente i costi. Tutto ciò che avanzerà rimarrà in quota parte al Comune di Vicenza e quindi potrà ripagarsi pienamente delle risorse. E verrà reinvestito naturalmente anche in cultura e in eventi nuovi che verranno poi nel prossimo futuro. Adesso a Bassano, dove il futuro del convento dei frati cappuccini è a rischio, un luogo storico che ha ospitato a lungo San Leopoldo. Una pagina di storia che non può chiudersi né può essere strappata perché vive nel libro dei ricordi. Eppure il lieto fine a questa storia è ancora tutto da scrivere. La vicenda è quella della possibile chiusura del convento di San Sebastiano, sede dei frati cappuccini al Margnan. I bassanesi hanno già fatto sentire la loro voce con 3.500 firme raccolte in men che non si dica e consegnate dall'assessore regionale Elena Donazzan al padre superiore provinciale dell'ordine Fra Roberto Tadiello.
Questo il presente che vuole provare a cambiare il futuro, ma c'è un passato che merita di essere tutelato perché il convento dei frati cappuccini a Bassano è legato a doppio filo alla memoria di San Leopoldo. Leopoldo nacque in Montenegro nel 1866, all'epoca parte dell'impero austriaco, dove prestavano la loro opera i frati francescani cappuccini della provincia veneta. Frequentando l'ambiente dei frati manifestò il desiderio di entrare nell'ordine dei cappuccini e nel 1884 fu accolto al noviziato proprio di Bassano, dove vestì l'abito francescano, ricevendo il nuovo nome di Fra Leopoldo. Nel 1900 fu richiamato sempre a Bassano come confessore per poi spostarsi al santuario della Madonna dell'Olmo di Thiene, un santo il cui culto è molto forte nel territorio e nel padovano. E così oggi, per scelte gestionali, da Mestre viene chiesta la chiusura di un luogo che custodisce fede, cultura, tradizione e che abbraccia l'impegno sociale e l'assistenza ai bisognosi. Un patrimonio di umanità. E come recita un antico detto, se vi capitasse di incontrare un sacerdote e un angelo, salutate prima il sacerdote e poi l'angelo. Bassano non chiede altro che di continuare a salutare i suoi frati ogni giorno. In chiusura, due notizie velocissime. Intanto una conferma importante per l'Asiago DOP che si conferma appunto un ingrediente di successo gradito al grande pubblico perché insomma viene rinnovata la partnership con McDonald's per i panini famosi insomma, e la selezione di prodotti insomma, che vedono protagonista la nostra, una delle tante insomma eccellenze del Veneto, appunto il formaggio asiago, di cui McDonald's in una nota stima di acquistare 221 tonnellate. In chiusura ancora un rapido aggiornamento per chi se lo fosse perso prima sui dati Covid. Nelle ultime 24 ore 1208 i nuovi casi di contagio in Veneto, 8 le vittime, le terapie intensive in regione sono 74 occupate chiaramente da casi Covid, invece 1503 i pazienti ricoverati causa Covid in area non critica. È davvero tutto, non mi resta che ringraziare la regia di Fabio Verin, ringraziare tutti voi e darvi appuntamento ai TG serali di Rete Veneta.